ci fosse stata l'autonomia sarebbe cambiato qualcosa? Ma guardi, a parte il tema che l'autonomia prevede anche la vigilanza o la possibilità di avere il controllo sulle banche del territorio, come dicevo prima. Da un lato ricordiamoci che con la crisi 200 persone si sono tolte la vita in Veneto e facciamo un applauso alla memoria. C'è un impegno da parte del governo, leggo e ho sentito in viva voce sia da Salvini che da Di Maio a Vicenza quando è stata fatta l'assemblea, di far subito il decreto e fare in modo che si diano i primi ristori ai truffati, a coloro che hanno perso tutto. Io spero lo si faccia velocemente, perché il tempo passa, c'è la necessità di avere una risposta e posso garantirvi che molti di questi cittadini non navigano nell'oro, non hanno più una risorsa e posso dire e ringraziare anche molte associazioni che si danno da fare per l'assistenza. Dopodiché lasciatemi dire, se leggo la legge e dico Banca d'Italia, la vigilanza sulle banche popolari, io spero che qualcuno ci spieghi cosa vigilavano. La verità è che qualcuno doveva controllare e non ha controllato. Ci dicano anche di chi è la colpa, perché non è possibile, e perdonatemi se ve lo dico, che possa passare l'idea che 11 miliardi di euro di perdite siano finite nelle tasche di Consoli e Zonin. Penso che il danno sia molto più grave e molti abbiano più responsabilità. Allora io inviterei sia a tenere i riflettori accesi su chi governava, ma vorrei anche che si accendessero i riflettori su tutta la platea di quelli che avevano responsabilità.